Anche per quest'anno è stato rinnovato il progetto dell'ULSS 4 e Union Mare Veneto Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare. L'iniziativa mette a disposizione delle neomamme che partoriscono nei punti nascita dell'ULSS 4, quindi San Donà di Piave e Portogruaro, un voucher per l'utilizzo gratuito di ombrellone e lettini per un periodo massimo di 15 giorni, a scelta tra le località di Bibbione, Caorle, Eraclea Mare e Jesolo. È un omaggio alla maternità, è un modo per ricordare sempre il tema della denatalità che colpisce il nostro paese, per cui nascono pochi bambini e abbiamo assistito anche nel periodo del Covid ad una diminuzione delle nascite. Nonostante questo i nostri punti nascite di San Donà e Portogruaro continuano a lavorare bene, in particolare quello di Portogruaro sta aumentando il numero dei parti. Portare questi messaggi anche nel momento del turismo ai turisti è molto importante perché ci dà la possibilità appunto di portare dei messaggi forti anche al di fuori, diciamo così, del nostro territorio aziendale. In totale sono stati messi a disposizione 248 abbonamenti, destinati però ad aumentare vista la grande richiesta. Infatti ad oggi sono già 135 le mamme e rispettive famiglie che hanno usufruito del bonus ombrellone. In termini economici significa un impegno complessivo di quasi 80.000 euro di ombrelloni che i gestori mettono a disposizione per tutta l'estate. Questa è un'iniziativa che è stata siglata l'anno scorso in epoca pre-Covid, abbiamo deciso assieme all'amministrazione sanitaria di confermarla anche per quest'anno come era da programma. Vogliamo dare un ulteriore messaggio di positività, una parte importante di questi abbonamenti è già stata consegnata l'anno scorso, una parte è in consegna proprio in questi giorni, anche oggi su questa spiaggia abbiamo alcune mamme che hanno usufruito di questo coupon e siamo veramente grati di questa opportunità e orgogliosi di aver dato un contributo a sostegno dei punti nascita degli ospedali di San Donà e di Portogruaro. Beh, è stata un'esperienza molto positiva, utile soprattutto dopo questa pandemia, perché comunque ci ha permesso di staccare, di poter stare appunto col bambino soprattutto e di rilassarci al mare che fa bene a tutti. È un'iniziativa molto bella perché respirare l'aria di mare è molto importante sia per noi che per i bambini e io usufruirò a settembre di quest'anno e avendo partorito a marzo e quindi è un momento giusto per viverlo in tranquillità anche per noi e insieme alla bimba. Un regalo apprezzato dunque dai neogenitori, anche considerando i benefici derivati dalla corretta esposizione al sole. Il sole e il mare sono una medicina naturale. Il sole stimola la produzione di vitamina D attivando il precursore della vitamina D che si trova a livello cutaneo e la vitamina D induce molti benefici. Fissa il calcio alle ossa, quindi rafforzandole. Inoltre molto importante per i bambini perché la vitamina D favorisce la prevenzione di malattie importanti quali il diabete e anche l'asma e in più riduce la possibilità di sviluppare le infezioni respiratorie recidivanti che sono un po' problematiche nel bambino, un po' fastidiose.